delle 10 domande. Le ho scritte male perché mi stavo velocizzando. Ho messo vicino. Potete vedere così. Iniziamo. Come ti chiami? Comunque dicevo, iniziamo con la prima domanda. Come ti chiami? Mi chiamo Marica. Fatta. 1. 2. Quanti anni hai? Io 7. Dove vivi? A Risdritto. Vabbè, abbiamo fatto la prima, la seconda e la terza. Quarta domanda. Quando ti sei iscritta al canale YouTube? Mi sono iscritta pochi giorni fa, non mi ricordo che giorno era. Mercoledì? Sì, mercoledì. Devo vedere. Comunque. Poi, Lega basta. Sì. Poi, 5. Hai mai pensato di toglierti da YouTube? No. Comunque, non ho mai pensato questa cosa. La penserò forse quando mi lascio. Continuiamo. Sei bella? Credo. 7. Hai i capelli biondi? No, c'ho solo le punte bionde. Non so se si nota. Aspettate che forse si noterà, ma non lo dirò io. Non ce l'ho. Non si nota la videocamera, ma ho solamente le punte. Comunque poi 5, 8. Sei mai stata ansiosa quando vedevano i tuoi video? Tanto perché pensavo che mi criticavate. Comunque poi 9. Ti sei innamorata di YouTube? Tantissimo. Oltretutto ci vado sempre. 10. Ultima. Credi di portarla avanti questa storia? Tanto. Quindi abbiamo fatto la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, la nona e la decima. Peccato che me ne avete scritte solo due perché io non volevo altro. Comunque, siete praticamente così. Quindi questo andrà qua. Quindi questo andrà qua. E questo andrà qua. Insomma, fatto no, questo va qua. Quindi questo va qua. Questo 8 per 8 uguale. Comunque. Le cose che mi avete scritto qui le cancellate perché domande. E comunque ragazzi, io non voglio chiudere la vita, non voglio chiudere qui. Io voglio fare un altro po' di domande, però comunque vabbè. È dura. Spero che il video vi sia piaciuto. Un bacione a tutti, soprattutto se mi sta guardando. Un bacione, Lilia basta, un bacione gigante alla mia amica Aurora, che adesso non ci sta, ma vi giuro che gli mando un bacio grosso quanto tutta la mia casa a 2 piani, a 3, a 4, a 5. Quindi Aurora, guardami che ti mando un bacione. Ciao a tutte, soprattutto a te Aurora. Ciao.